Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È venerdì 29 maggio 2026. Trump avverte la NATO. L'Europa deve pagare la propria difesa. E il Pentagono taglia le capacità militari disponibili agli alleati. Un drone russo viola lo spazio aereo rumeno colpendo un edificio a Galazzi. La domanda è se l'Europa sia pronta a difendersi davvero. La Lega dice no all'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'UE. Solidarietà sì, scorciatoie no. Il governo frena sui prestiti europei per la difesa. Prima energia, famiglie e imprese. Guidesi avverte Bruxelles. Sull'automotive serve un cambio di rotta o arriva la desertificazione industriale. E il MIT pubblica nuove linee guida sugli appalti. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale. Restate con noi. Trump sveglia la NATO. Avvisa l'Europa. Paga anche tu. Il messaggio di Donald Trump agli alleati è semplice. L'America Restate con noi. Trump sveglia la NATO. Avvisa l'Europa. Paga anche tu. Il messaggio di Donald Trump agli alleati è semplice. L'America non può continuare a fare da bancomat militare all'Europa. Il Pentagono avrebbe informato gli alleati NATO della riduzione di alcune capacità americane disponibili in caso di crisi, bombardieri strategici, caccia e assetti navali. Non è un addio all'Alleanza Atlantica, è il conto della realtà presentato a Bruxelles. Per anni l'Europa ha parlato di autonomia strategica e difesa comune. Poi, quando il mondo brucia, guarda sempre a Washington. Trump rompe questa ipocrisia. Chi vuole sicurezza deve finanziarla e difenderla. L'ombrello americano non può coprire in eterno governi pronti a fare lezioni agli Stati Uniti, ma molto meno pronti a pagare il prezzo della propria difesa. Drone russo sull'Europa. Romania, confine violato. E mentre Trump chiede all'Europa di svegliarsi, la cronaca gli dà ragione. Un drone russo avrebbe colpito un edificio residenziale a Galazzi, in Romania, paese membro della NATO e dell'Unione Europea. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Bucarest parla di grave violazione dello spazio aereo, la NATO condanna Mosca, Bruxelles annuncia nuove sanzioni. Bene le parole, bene la solidarietà, ma la domanda vera resta. L'Europa è pronta a difendere i suoi confini o sa solo convocare vertici e produrre comunicati? Il fianco orientale non è una teoria da convegno, è una linea di tensione reale. Serve deterrenza, capacità militare, una politica estera adulta, perché la pace, senza difesa, diventa una formula elegante per non vedere il pericolo. Lega, no a Kiev in Europa. Aiuti sì, no a corsie preferenziali. La Lega dice no all'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea e fa bene a porre il tema senza ipocrisie. Aiutare Kiev non significa trascinare l'Europa in una guerra aperta, né scaricare su famiglie, imprese e agricoltori italiani i costi di una scelta affrettata. Il punto non è essere contro l'Ucraina, ma per l'interesse nazionale. Un paese in guerra, con problemi enormi sul piano economico, istituzionale e giudiziario, può davvero entrare subito nella UE? Bruxelles trasforma ogni emergenza in accelerazione ideologica. La Lega chiede prudenza, requisiti, tempi seri. Solidarietà sì, ma senza scorciatoie. È il realismo che Salvini e il Carroccio portano nel dibattito politico italiano. Soldi? Prima l'energia. Equilibrio tra difesa e sviluppo. Il governo frena sull'uso pieno dei prestiti europei del programma SAFE per la difesa e chiede margini anche per energia, imprese e famiglie.
Giorgia Meloni lo ha detto chiaramente. Non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Il centrodestra non è il partito delle armi. Gli impegni internazionali si rispettano, la sicurezza conta, la NATO conta. Ma se le bollette esplodono, le fabbriche rallentano e le famiglie non arrivano a fine mese, non c'è molto da difendere. La linea del governo è equilibrio. Difesa sì, ma prima energia, lavoro, produzione. Prima chi paga il conto ogni giorno. Auto, Europa sotto accusa. Guidesi, cambiare rotta sull'automotive. Guido Guidesi, assessore leghista allo sviluppo economico della Lombardia, lancia un avviso che Bruxelles farebbe bene ad ascoltare. Senza un cambio di rotta sull'automotive, la transizione ecologica rischia di produrre nuovi disoccupati. L'ideologia verde non può diventare desertificazione industriale. L'auto è il simbolo della follia europea. Divieti, scadenze calate dall'alto, filiere sotto pressione. E intanto la Cina conquista mercato, tecnologia e posti di lavoro, mentre l'Europa complica la vita alle sue imprese. La Lega difende fabbriche, operai, manifattura. L'ambiente va tutelato, ma non distruggendo chi produce. La transizione deve accompagnare l'industria, non accompagnarla al funerale. Appalti, regole chiare. Il MIT mette ordine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto nuove linee guida per la revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture. Sembra tecnico, ma non lo è. Per imprese e pubbliche amministrazioni significa più certezza, meno contenziosi, meno caos nei contratti. È la Lega di governo nella sua dimensione più concreta. Non solo slogan, ma dossier che toccano chi lavora, investe e fornisce servizi allo Stato. Mentre la sinistra vive di campagne simboliche, il MIT guidato da Salvini lavora sulle regole. Procedure chiare, tempi certi. La politica utile si vede qui, nei cantieri normativi, oltre che in quelli stradali. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Difesa? Sì, delle famiglie. Patto UE e crisi energia. Sul sussidiario.net Luigi Campiglio, professore di politica economica all'Università Cattolica, interviene sul patto di stabilità e sulla richiesta italiana di flessibilità contro la crisi energetica. Il punto è netto. Se l'Europa trova margini per la difesa, deve trovarli anche per proteggere imprese e cittadini. Campiglio giudica la richiesta italiana ragionevole e avverte che senza crescita non c'è stabilità. La Commissione rischia di restare prigioniera della mera contabilità. Il governo ha scelto equilibrio, difesa sì, ma non sulla pelle dell'Italia reale. Senza energia non c'è industria, senza industria non c'è lavoro e senza lavoro non c'è un paese da difendere. Riarmo inutile senza identità. Senza gli USA, cosa difendiamo? Sul sussidiario.net Paolo Torricella pone il tema che la sinistra preferisce evitare. Non basta parlare di riarmo e spesa militare. Una difesa vera ha bisogno di identità, coesione e valori comuni. L'ombrello americano si sta chiudendo. L'Europa vuole davvero diventare adulta o vuole solo cambiare slogan? La sinistra invoca difesa comune, ma si imbarazza appena il discorso tocca identità nazionale e cultura condivisa. Radio Libertà lo dice senza isterie. Non si costruisce la sicurezza con i tabù. Se l'Europa vuole difendersi, deve prima sapere chi è e a quali valori chiede fedeltà. E con quest'ultimo approfondimento si conclude l'edizione odierna del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a lunedì. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato